tutti quanti i nostri utenti della Biblioteca Provinciale Claudio Augusta, gli amici e le amiche che seguono le nostre iniziative. Dal 2020 la Biblioteca Provinciale Claudio Augusta ha trasferito le proprie presentazioni di libri sul canale YouTube. Questo per mantenere un contatto appunto con il nostro pubblico, con gli utenti, le lettrici e i lettori che abitualmente frequentano la biblioteca e ci richiedono appunto dei libri. La situazione di questo anno 2020 e la situazione attuale del 2021 ci ha spinto a proseguire su questa linea e abbiamo oggi il piacere di presentarvi un video dedicato ad un libro edito da Curco Genovese, La scuola e la svastica, scritto da Andrea Vitali. L'autore è un insegnante ma anche un grande appassionato di storia moderna e contemporanea ed in particolare come insegnante ha sviluppato una sensibilità di quella che è appunto il mondo dell'educazione, dell'istruzione e soprattutto come questo possa essere fortemente condizionato da degli eventi strani e avversi che nella storia purtroppo si ripetono, così come in questo periodo il Covid ha pesantemente condizionato purtroppo il mondo della scuola, il modo di insegnare, il rapporto fra gli studenti, insegnanti e comunque anche la vita delle famiglie che hanno dei ragazzi in età scolastica, così anche e soprattutto nel periodo bellico, durante la seconda guerra mondiale, la scuola è stata, ha conosciuto una battuta d'arresto, è stata penalizzata e in particolar modo è stata tolta forse anche e profondamente mutata improvvisamente. In particolare l'indagine storica che si avvale anche non solo di fonti storiche ben accertate, di documentazione sapientemente e scientificamente vagliata, di riferimenti anche a studi eseguiti e fatti da altri storici che conosciamo e che verranno sapientemente e puntualmente citati. Appunto questo libro si basa anche su una fonte orale, sulla memoria, sulla memorialistica e quindi sono stati interpellati i protagonisti diretti, cioè coloro che all'epoca erano studenti, bambine che volevano frequentare la scuola ma che improvvisamente si sono trovati in difficoltà o perché era cambiata, mutata radicalmente oppure perché proprio sospesa a causa degli eventi bellici. Non mi dilungo, ma le riflessioni che fa Andrea Vitali su questo tipo di, su questo momento particolare che viene vissuto in Alto Adige e che è stato fonte di ispirazione anche per diversi altri libri che sono presenti in questa biblioteca, esperienze di insegnanti, esperienze di alunni, romanzi, no? Ricordiamo anche romanzi dedicati alle Katakombenschule, quindi c'è tutto un mondo che ruota intorno alla scuola in Alto Adige e che è la cartina tornasole di quelli che sono stati i momenti difficili e cruciali in questa terra durante la seconda guerra mondiale. Buona lettura e buon ascolto. Buongiorno, sono Andrea Vitali, sono un insegnante di scuola superiore e anche storico quando è possibile esercitare, realizzare appunto questo tipo di ricerca, come ho fatto con questo libro, con questo saggio storico, La scuola e la svastica, che non è altro che il risultato di una ricerca che ho svolto durante il mio periodo di dottorato alla Facoltà di Scienze della Formazione appunto dell'Università di Bolzano. La scuola e la svastica è un testo che vuole approfondire la situazione, le condizioni della scuola italiana dell'Alto Adige e Südtirol durante il periodo specifico della dominazione nazista tra il settembre del 1943 e la primavera del 1945, quando la scuola italiana, che era stata per così dire la musa del regime fascista qui in Alto Adige, dell'imposizione dell'italianizzazione appunto forzata qui in Alto Adige, viene non solo marginalizzata, messa alla periferia dei rapporti di forza, ma per così dire appena tollerata dalle nuove autorità naziste. L'argomento è già stato trattato in verità parzialmente da un altro testo famoso di
del direttore scolastico di lingua tedesca Rainer Seberich nella sua Südtiroler Schulgeschichte, ma semplicemente a confronto ovviamente con la rifondazione della scuola tedesca nell'epoca nazista. Da un punto di vista storiografico ci sono poi degli importanti testi di storia locale che trattano quel periodo storico in particolare. Dal punto di vista della storiografia tedesca abbiamo il famoso testo della Margaret Loon, NS-Herrschaft in Südtirol, e certamente dal punto di vista della storiografia italiana invece il testo a cura di Andrea Di Michele e Rodolfo Tajani, La zona d'operazione delle Prealpi. Il mio lavoro appunto cerca di concentrarsi però proprio sulle condizioni, sulle situazioni, sulle testimonianze, sulle esperienze di vita appunto della scuola italiana in quel periodo specifico, quando non si sa bene dire nemmeno quando effettivamente la scuola riprese. Rainer Seberich nel suo lavoro scrive che le lezioni ripresero il 15 dicembre del 1943, ma in verità attraverso le testimonianze che metto nel libro ancora il 7 gennaio del 1944 il provveditore Fratini non era in grado di indicare la data di riapertura delle scuole, che effettivamente avvenne, dove fu possibile, soltanto in ordine sparso tra il gennaio e l'inizio della primavera di quell'anno, del 1944, e in certe località, come proprio nella capitale provinciale, nel capoluogo provinciale, a Bolzano, non avvenne mai. Non è errato affermare che le fondamenta del nuovo ordine scolastico sudtirolese nel dopoguerra siano proprio in questo breve ma difficile periodo dell'interregno nazista nel nostro territorio. La scuola della svastica si compone di due parti sostanziali, una parte storica, introduttiva, e lì non c'è niente di nuovo perché ovviamente non faccio altro che riferirmi alle fonti che ho già citate dal punto di vista dell'inquadramento storico di quell'epoca. La seconda parte invece, a partire dal terzo capitolo in avanti, è quella costruita proprio sui documenti d'archivio e in misura speciale sulle testimonianze autentiche oral history. Queste testimonianze per loro natura sono frammentarie, limitate dal punto di vista temporale, spesso non sono amate dagli storiografi evenimenziali, ma in verità sono preziose proprio per la ricostruzione della cornice generale a partire da una prospettiva dal basso, da uno sguardo però accurato sulle piccole unità sociali, come scrive Ulbricht nel suo testo del 2009, cioè uno sguardo accurato sulla gente comune, su quella che la storia l'ha vissuta, l'ha sperimentata dal di dentro, come scrive Klaus Gatterer in un suo scritto di alcuni anni fa: Die wahre Geschichte, das sind die kleinen Geschichten, in ihnen lebt und wirkt die Wahrheit, no? Il vero storico quindi non è ravvisabile soltanto nei grandi eventi della storia, ma proprio nelle piccole storie delle persone comune, quindi non solo nei polverosi archivi degli specialisti, che sono preziosissimi, vanno cercate le fonti, i documenti, ma anche negli altrettanto preziosi archivi delle memorie vissute dagli Zeitzeugen, cioè dai testimoni d'epoca. Scriveva lo storico Lucien Febvre: la storia si fa sì con documenti scritti, senza dubbio, quando ce n'è, ma la si può fare, la si deve fare senza documenti scritti, se non ne esistono proprio. E l'epoca che tratto io è un'epoca in cui i documenti scritti veramente sono rari e spesso frammentari, e di qui il ruolo imprescindibile dei testimoni d'epoca, degli uomini, delle donne che hanno vissuto direttamente, che ancora oggi possono documentare, possono testimoniare lo spirito dell'epoca in cui hanno vissuto. Esse che sono le più piccole unità di osservazione, come di nuovo avrebbe a dire lo storico Ulbricht, le più piccole unità di osservazione dei fatti storici della loro epoca, perché il testimone possiede la conoscenza del proprio ricordo e senza di lui il ricordo non avrebbe alcun significato. E a questo punto devo assolutamente ringraziare, anche se non nominalmente uno per uno,
tutte le persone che con generosità, con grande disponibilità appunto mi hanno concesso interviste, hanno regalato a me i loro ricordi appunto per questa ricerca, e non potendole nominare a uno le ringrazio tutte di cuore, e in particolare però uno mi permetto di nominarlo perché ho avuto l'onore di poterlo intervistare, il dottor Ettore Frangipane di Bolzano, che mi ha dato un bel quadro appunto della Bolzano di quel periodo breve e della scuola, delle condizioni della scuola in quel breve periodo. Grazie veramente a tutti i testimoni che si sono lasciati interpellare da me. L'ispirazione teorica di questo testo, della mia ricerca, la devo in qualche modo, e quindi la ringrazio per questo, alla professoressa Annemarie Augschel, che mi ha guidato nelle fasi soprattutto iniziali di questo lavoro, indicandomi la nuova teoria della scuola del sociologo tedesco Helmut Fendt, secondo il quale appunto le scelte riguardo ai sistemi dell'istruzione sono sempre avvenute a un macro livello delle grandi istituzioni politiche, sociali ed educative, cosiddetti attori esterni, externe acteur, che formulavano, pianificavano la regolazione del sistema formativo della società sulla base del sistema politico ideologico dominante, nel caso specifico quello nazifascista. E poi un livello intermedio delle comunità pedagogiche locali, ad esempio dei distretti locali, a livello dei quali avveniva appunto la realizzazione di questi ordinamenti superiori, e poi il micro livello invece delle attività dei singoli insegnanti, delle esperienze dei singoli alunni, dei singoli scolari, delle loro famiglie, che vivevano sulla loro pelle, diciamo così, l'applicazione concreta di quelle direttive, di quelle leggi a livello alto. La scuola tedesca o italiana che fosse, perciò, era, come ci ricorda proprio Fendt, un imprescindibile strumento di costruzione delle coscienze. E proprio questo il libro cerca di ricostruire attraverso i documenti scritti e attraverso le testimonianze orali, fonti ugualmente dignitose ai fini della ricostruzione di un capitolo di storia locale tanto frammentario e soprattutto tanto suscettibile, lasciatemelo dire, di un uso pubblico in questa nostra terra ai fini del rafforzamento di ideologie etnocentriche, magari nazionalistiche, di segno contrapposto. Nel mio testo, ovviamente, è un saggio storico, io però narro, non faccio soltanto accademia, ma cerco appunto di narrare e descrivere gli eventi che segnarono la crisi del sistema scolastico italiano in Alto Adige dal momento, diciamo così, dell'invasione tedesca del settembre del 43 fino al suo termine, comparativamente anche parallelamente alla narrazione della ricostituzione della scuola regolare tedesca. E dai documenti d'archivio come dalle testimonianze, dalle memorie dei testimoni d'epoca, emergono dei quadri vivaci dei drammi di quell'epoca, delle narrazioni autentiche di persone reali ai vari livelli di responsabilità, narrazioni che, confrontate alla situazione che viviamo oggi noi, sembrerebbero quasi insostenibili. Speciali le esperienze dei direttori didattici, degli ispettori didattici italiani a confronto con le autorità di occupazione, come ad esempio quando si narra del confronto fra l'ispettore scolastico Sergio Lucarelli ed il commissario prefettizio di Lana Georg Pircher, che nel gennaio del 1944 intima all'ispettore scolastico di lasciare i locali della direzione scolastica italiana al nuovo direttore scolastico tedesco, o altre narrazioni come quelle delle esperienze delle famiglie che all'inizio non comprendono che sta accadendo, come a Vipiteno nell'ottobre del 44, dove le famiglie appunto si lamentano con il provveditore per il fatto che le scuole italiane non ricomincino. Storie straordinarie di alunni in un'epoca in cui la scuola era anche esposta ai pericoli della guerra. Ricordiamoci che sia italiani che tedeschi che ladini in questo periodo vivevano delle vere e proprie scuole di guerra, esposte cioè ai pericoli appunto della seconda guerra mondiale, di bombardamenti
bombardamenti, della miseria, dell'invasione. Appunto, storie straordinarie come quella di un testimone d'epoca da me intervistato che mi racconta di come in quel periodo i figli degli operai della centrale Montecatini di Ponte Gardena potessero frequentare la scuola dentro le gallerie della centrale, quindi in maniera sostanzialmente clandestina, soprattutto quando avvenivano i bombardamenti, grazie all'impegno di un maestro di Chiusa. Insomma, come abbiamo già detto più volte, la scuola italiana altoatesina, la scuola italofona altoatesina del periodo dell'Alpenvorland fu certamente una scuola marginalizzata, nulla di nuovo. Se c'è una novità nel mio testo sono proprio le testimonianze e i documenti dell'epoca che sono appunto riuscito a rintracciare nel mio lavoro. Come facit di questo lavoro, come conclusione, potrei permettermi di dire che in quel periodo si assistette ad un incancrenimento del sentimento di ostilità e di indifferenza reciproca tra i gruppi linguistici, che presero veramente più drammaticamente che mai ognuno la sua via. Però va detto anche che sia la scuola italiana in quel momento conculcata, sia quella tedesca, furono scuole dominate per oltre 20 anni da ideologie etnocentriche e nazionalistiche. Il grande sforzo di ricostruzione, anche dal punto di vista scolastico, che ci fu nel dopoguerra nella nostra terra, non sanò però le ferite storiche che rimasero non rielaborate anche nella sistematizzazione del sistema appunto delle condizioni scolastiche altoatesine nel famoso sistema tripartito che ancora oggi abbiamo. Non c'è nel libro, però se me lo domando io, che sono autore e anche insegnante in questo libro, me lo domando e lo lascio a voi come provocazione. Quanto tempo dovremo ancora attendere in Alto Adige per veder sorgere una scuola locale non più etnocentrica ma europea, veramente europea, cioè centrata su valori di unità, di comprensione reciproca, di multiculturalità? Sono i nuovi valori della nostra epoca. La storia, si dice, è maestra, certamente la storia del passato può insegnarci a migliorare anche l'educazione, anche il sistema formativo in una terra così speciale come è la nostra, oggigiorno. Vi ringrazio per aver passato questo tempo con me e vi invito a leggere questo testo, che ripeto è certamente un testo in parte accademico, ma è anche un testo narrativo. Se volete qua e là ha anche degli aspetti quasi da romanzo, da narrazione letteraria. Vi ringrazio ancora e buona lettura. La scuola e la svastica, Andrea Vitali, Curcu e Genovese.